Seconda corsa, cavalli di 3 anni, non vincitori di 1000 euro in carriera, sono in 12 al via dopo il ritiro del numero 7, 1 Chavez Opì, Riccardo Pezzatini, 2 Cavicchi Val, Andrea Farolfi, 3 Ciobar, Vincenzo Piscuoglio, 4 Cabiria Caos, Giuseppe Pistone, 5 Cledi Ciac SM, Marco Stefani, 6 Crisallen, Roberto Biagini, seconda fila 8 Cowboy dei Greppi, Alessandro De Toris, 9 Cayman, Giampaolo Minucci, 10 Caster dei Greppi, Antonio Greppi, 11 Checco Zacca, Lorenzo Baldi, 12 Karim, Federico Esposito, terza fila 13 Chanel Grad, Vincenzo Mango. Stacco della macchina di galoppo, Ciobar, veloce Cavicchi Valm, al pari di Cabiria Caos che cerca posto nella sua scia, poi Cledi Ciac SM. C'è l'errore sulla curva anche di Cabiria Caos e quindi l'1 di Chavez Opì che rientra. Numero 4 Cabiria Caos SM, poi vediamo il numero 8 di Cowboy dei Greppi, 200 metri in 15:2. Nelle prime posizioni anche il debuttante Cayman che ora si lancia in terza ruota, ma ha preso buon vantaggio Cavicchi, 400 metri in 29,5. E Cayman cerca di superare Chavez Opì che è in seconda posizione. La manovra riesce a Giampaolo Minucci che ora si mette alla corda a un paio di lunghezze dal battistrada. Il figlio di Lebenerrelle arriva ai 600 metri in 46 appena abbondante. Passaggio davanti alle tribune, Cavicchi Valm seguito da Cayman, poi Chavez Opì, all'esterno Sindustria Cledi Ciac SM, pedinato da Karim, lungo la corda anche Cowboy dei Greppi, il giro in 1:1,4, 15:3 la frazione qui davanti alle tribune, ma mantiene il ritmo sollecito Andrea Farolfi con l'allievo di Walter Zanetti, però Cayman è nella sua scia e appare piuttosto minaccioso. Il chilometro va via in 1:17,3, prendono vantaggio i primi due, Cayman si affaccia all'esterno. Intanto avanza anche Karim che ha affiancato Chavez Opì, retta di là passata da Cavicchi in 15 secco. Cayman va a riprendere fiato nella sua scia per poi riaffacciarsi ai 350 numero 10, finali. Caster dei Greppi, intanto Karim continua all'esterno di Chavez Opì, viene più cattivo ora Cayman. Cavicchi Valm cerca di difendersi ma sembra avere meno energia dell'avversario che ha già preso la meglio. Cayman che si allunga e viene a vincere con disinvoltura. Cayman al debutto, secondo posto per Cavicchi Valm, al terzo Chavez Opì su Cowboy dei Greppi, mentre si è buttato di galoppo in retta d'arrivo Karim. Bel debutto di Cayman, Giampaolo Minucci per il signor Mauro Prospero, con questo figlio di Ganymede e Laguna S per Massimo Compagno. Cayman ha vinto con disinvoltura, si è portato prima nella scia del battistrada, poi l'ha attaccato nel finale e ha vinto molto bene, lo rivediamo. Cayman che viene a vincere alla seconda di Bologna.